Lacrime nella chiesa parrocchiale di Venegazzù per l'addio al 18enne Davide Bon, morto nello scontro tra la sua moto e un'auto, palloncini liberati in cielo e in sottofondo la musica di Vasco. Identificato dai carabinieri il 27enne che la notte scorsa ha provocato un incidente stradale a Cappellamaggiore andandosene senza prestare soccorso, è stato denunciato. Sicurezza stradale dopo la strage di ciclisti degli ultimi giorni. Da Treviso la consigliera nazionale FIAB Italia Maggioni ammonisce: le persone alla guida sono armi. Giovedì l'infortunio fatale a un operaio a Colle Umberto. Oggi a Conegliano l'apertura della mostra dedicata a Mattia Battistetti, morto in cantiere a 23 anni. Fra 10 giorni lo sciopero degli ispettori del lavoro. Comuni Ricicloni 2022, Marca piglia tutto, la premiazione dei sindaci con Lega Ambiente. Vogliamo crescere ancora, dice l'assessore di Treviso Alessandro Manera. 1 milione di veneti in meno nei prossimi 50 anni, così il presidente Istat Blangiardo, a margine del festival della statistica che Treviso sta ospitando in questo fine settimana. Gli zattieri del Piave sono patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la storia di questa antica professione legata alla Serenissima. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, l'addio, l'ultimo saluto a Davide Bon, il 18enne morto nei giorni scorsi in un incidente stradale. Il cordoglio profondo di amici, parenti e di tutta la comunità di Venegazzù. Per l'ultimo saluto a Davide Bon, di fronte al sagrato della chiesa di Venegazzù sono volati in cielo palloncini bianchi e azzurri. La vita continua. Fra le note della canzone Anima fragile di Vasco, gli amici non sono riusciti a trattenere le lacrime, con loro il fratello Luca, la fidanzata Elisa, i genitori e i parenti. Tutti in cerchio per salutare il 18enne che lo scorso lunedì ha perso la vita in un incidente stradale a Montebelluna mentre stava rientrando a casa per pranzo dopo aver terminato il suo turno di lavoro in un'officina. Un tragico incidente tra la sua moto e un'auto, un destino crudele che ha spezzato per sempre i suoi progetti e sogni. Nella chiesa gremita di gente, le comunità di Venegazzù e Volpago del Montello, gli ex compagni di classe e gli insegnanti del centro di formazione professionale di Fonte. Com'è possibile vivere questo distacco senza perdere l'amore per la vita? Ha esordito il parroco Don Federico Gumiero. Lui non c'è più, non c'è niente da fare. E allora diventa decisivo chiederci com'è possibile per noi tutti, ma soprattutto per voi, cari genitori di Davide, vivere questo distacco senza perdere l'amore per la vita. Siamo qui per non lasciarci sommergere dall'angoscia. Siamo qui per trovare frammenti di speranza. Sotto all'altare 2 cuori, uno bianco e uno celeste, e una scritta della sua fidanzata, la tua bebesita. Accanto al feretro bianco, tutti stretti in un dolore composto, il papà Patrick, il piccolo Luca e la mamma Dolores, che non riesce a distogliere lo sguardo dal suo Davide. Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore. Un ragazzo buono che cercava più la mediazione che lo scontro, come lo ricordano alcuni suoi insegnanti, che ci rimetteva del proprio per non creare rotture o tensioni, come lo ricordano i suoi genitori, attaccato alla famiglia, sempre pronto a servire, ad aiutare. Ed è stato identificato dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto il giovane che la notte scorsa ha provocato un incidente stradale con altri 2 veicoli e poi si è allontanato senza fermarsi. È successo in via Livella nel comune di Cappellamaggiore. Verso l'1 della notte l'uomo, un 27enne, alla guida del proprio veicolo ha prima urtato l'auto che lo stava precedendo nella stessa direzione di marcia, quindi pure un ulteriore mezzo proveniente dal senso opposto di marcia, per poi allontanarsi. Dopo circa un paio d'ore i militari dell'Arma hanno rintracciato l'autista
dell'automobilista. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni gravi, soltanto l'autista del primo veicolo urtato ha riportato un trauma cervicale. Le ipotesi di reato a carico del giovane sono lesioni personali colpose, omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale e appunto danni a persone. E a proposito di sicurezza stradale, dopo la strage dei ciclisti culminata in settimana con la morte del campione Rebellin, un vero e proprio monito arriva dalla FIAB di Treviso. Sono persone alla guida di questi veicoli che non si rendono conto di essere alla guida di armi. Armi della strada che, se non controllate, uccidono. A raccontarlo la cronaca degli ultimi giorni, con la tragica morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion durante un allenamento a Montebello Vicentino, in sella alla sua inseparabile bici. È una tragedia, è una cosa che purtroppo non vorremmo mai che succedesse e purtroppo non succede raramente, perché già il giorno dopo è successo un altro fatto simile di un ragazzo giovane che è stato ucciso. A perdere la vita un altro ciclista, Manuel Lorenzo Ntube, 16 anni, giovane promessa del calcio Padova, travolto da un SUV nel Ferrarese mentre pedalava con la sua bicicletta. Vittime che, numeri alla mano, raccontano di dati allarmanti. In Italia, infatti, un ciclista ogni 3 giorni perde la vita sulla strada. A livello europeo l'Italia è ai primi posti in termini di scarsa sicurezza dei ciclisti e numero di incidenti. La sicurezza dei ciclisti aumenta più ciclisti ci sono in strada. Sicurezza stradale che si risolve nelle infrastrutture, oltre che nelle piste ciclabili. Treviso è risultata al 10° posto a livello nazionale per chilometri di ciclabili rispetto al numero di abitanti. Ma i voti non finiscono qui. Treviso aderisce anche al progetto di FIAB nazionale dei comuni ciclabili. Ha una valutazione tutto sommato abbastanza buona, nel senso che ha 3 diciamo così, bollini su 5. Ma purtroppo non si ferma nemmeno la strage sui luoghi di lavoro al termine di una settimana davvero critica per la Marca trevigiana. Giovedì l'incidente mortale è costato la vita a un operaio 56enne a Colle Umberto. Oggi a Conegliano l'apertura della mostra dedicata a Mattia Battistetti, il giovane 23enne morto in un cantiere nell'aprile del 2021 a Montebelluna. Fra 10 giorni intanto ci sarà lo sciopero degli ispettori del lavoro. A Treviso siamo in una situazione veramente sotto organico, totalmente sotto organico. Siamo una decina, diciamo, di funzionari, che anche meno, effettivi sono circa la metà di 10. Si contano sulle dita di una mano gli ispettori del lavoro realmente sul territorio trevigiano, troppe le incombenze amministrative che li trattengono in ufficio. Per questo il 12 dicembre prossimo sarà sciopero nella Marca come altrove. L'ennesimo allarme è stato lanciato da Conegliano in occasione dell'apertura della piccola mostra dedicata a Mattia Battistetti. Il 23enne è morto travolto da un carico di impalcature di metallo il 29 aprile 2021 in un cantiere a Montebelluna. Il processo per omicidio colposo si aprirà il 26 gennaio prossimo. Siamo stati vicini e lo siamo tuttora e lo saremo prossimamente in occasione del processo e oltre alla causa della famiglia Battistetti. La mostra è visitabile nella sede di Rifondazione in via Lazzarina 6 fino al 18 dicembre. A curarla personalmente i familiari di Mattia. Sarà un tavolo a Natale vuoto. Questa mattina, fatalità, Mercedes Bordin, una carissima amica, mi ha mandato, nella mostra ci sono varie poesie sue, mi ha mandato una poesia proprio di questo secondo Natale che vivremo senza la presenza di Mattia. Apparecchierò la tavola come sempre e al tuo posto sarai presente. Non ti ciberai delle pietanze terrene, ma dentro al tuo piatto nascerà un seme. È il seme dell'amore che germoglierà diventando un bellissimo fiore, il fiore del rimpianto e del dolore. Non è solo la nostra famiglia che affronterà un Natale triste, ce ne sono tante famiglie, perché purtroppo le morti sul lavoro se ne contano ogni giorno. Ci uniremo e ci penseremo tra di noi che stiamo portando avanti questa grande croce.
Una lite particolarmente violenta tra ragazzini sedata da alcuni passanti, non un'aggressione. Si delineano così i fatti accaduti ieri mattina in piazza 4 novembre a Conegliano, episodio segnalato anche sui social dal capogruppo della Lega Maurizio Tondato, di cui vi abbiamo dato conto peraltro ieri sera. Protagonisti sono stati 2 ragazzine e un ragazzo per motivi banali, forse di natura sentimentale. Non c'è stata nessuna denuncia formalizzata né referto ospedaliero. La signora che aveva riferito inizialmente il fatto è stata ascoltata questa mattina proprio dai carabinieri della città del Cima. E a proposito di Conegliano, rimaniamo in città ma per un episodio, per un evento di tutt'altro tenore. Si è conclusa oggi la 2 giorni di Legambiente, questa mattina la premiazione dei comuni Ricicloni 2022 e la Marca davvero sorpassa tutti. Il primato della Marca sta ancora una volta nei numeri, quelli del rapporto Comuni Ricicloni 2022 presentato all'ex convento San Francesco per l'Ecoforum di Legambiente. In Veneto non ce n'è per nessuno. Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro di questa speciale classifica il comune di Refrontolo, con soli 39 kg pro capite non riciclati e con una raccolta differenziata del 92%. Tra i comuni fino a 15.000 abitanti in Veneto, il migliore è San Biagio di Callalta, fino a 30.000 è Vedelago, seguito da Preganziol, Paese e Villorba. Una bella soddisfazione per la nostra comunità e grazie va ai cittadini, agli imprenditori, ma soprattutto va alle scuole che stanno intensificando appunto l'educazione al riciclo. Montebelluna è prima fra le città venete con 62 kg abitante a smaltimento e il 90% di raccolta differenziata. Seguono Castelfranco, Mira, l'unico non trevigiano in top 5, e Conegliano. Per noi ovviamente è fonte d'orgoglio. Il merito però va tutto ai cittadini che quotidianamente fanno una raccolta differenziata d'eccellenza. Quinto posto per le città a Treviso, che però è primo fra i capoluoghi di provincia. Siamo veramente contenti di questo e devo ringraziare chiaramente i cittadini per il gran lavoro. Ringrazio Contarina Priula sicuramente per l'attività e la gestione e ringrazio anche ovviamente i dipendenti. Eppure, afferma l'assessore, ci sono margini di miglioramento. Abbiamo sempre più alto numero di turisti e quindi dobbiamo riuscire a coinvolgere anche i turisti in quello che è una differenziata, perché chiaramente questo potrebbe essere un dato importante. Titolo speciale di patrimonio mondiale UNESCO rifiuti free alle colline del Prosecco, ma tutti i comuni della Marca sono nella zona alta della classifica, dalla Pedemontana alla fascia orientale. Breda storicamente è sempre stata tra i primi posti, quindi quest'anno 10°, l'anno prossimo sarà migliore, ma l'importante è continuare con queste azioni. Un lavoro di consapevolezza svolto negli anni, tra i precursori il nostro consorzio ha avviato la raccolta differenziata ed oggi è una realtà evidente che fa da capofila per l'intero paese. E sui rifiuti la Marca e il Veneto in generale fanno meglio dei Länder tedeschi, a dirlo oggi proprio a Conegliano il presidente di Legambiente nazionale. Sullo sfondo c'è il nuovo piano regionale dei rifiuti che guarda al 2030. È un'esperienza avanzata a livello europeo, perché quello che è successo in Veneto negli ultimi anni ha permesso a questo territorio di fare meglio di alcuni Länder tedeschi. Il raffronto non è azzardato e a farlo è il presidente di Legambiente nazionale nel giorno in cui a Conegliano si certifica la sostenibilità del sistema di raccolta veneto, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato, sullo sfondo quel piano regionale rifiuti che si sviluppa principalmente su 2 direttrici con una tempistica chiara. L'obiettivo è arrivare al 2030 abbandonando totalmente il ricorso alla discarica, che è un fatto epocale e che sarà raggiunto proprio qui in Veneto, e mantenendo il rifiuto secco rimanente in smaltimento esclusivamente attraverso i 3 termovalorizzatori che esistono già, senza alcun incremento di capacità di smaltimento. Per eccellere ancora però serve una precisa strategia. C'è da fare un lavoro sulla qualità delle raccolte per evitare le impurità che poi creano problemi agli impianti di riciclo. C'è da fare un lavoro sulla nuova impiantistica, bisogna realizzare gli impianti che producono biometano, bisogna realizzare gli impianti che recuperano tutte le terre rare che sono nella tecnologia che noi utilizziamo e che dismettiamo.
così eviteremo di importarle dalla Cina. Nuovi obiettivi quindi che dovranno vedere in prima fila i sindaci che per il momento ricevono e mostrano il loro meritato attestato. Un grazie ai cittadini che sono sempre esemplari nell'essere puntuali in una raccolta corretta che ci premia anche quest'anno. Ci sono i primati assolutamente positivi, ma anche quelli che rischiano di diventare negativi, forse drammatici. C'è un alert dell'Istat, 1 milione di veneti in meno nei prossimi 50 anni. A parlare il presidente dell'Istat, Blangiardo, ospite a Treviso. Il Veneto adesso, così orientativamente, perderà alcune centinaia di migliaia di abitanti, forse addirittura 1 milione di abitanti nell'arco di una cinquantina d'anni. 1 milione di veneti in meno in soli 50 anni, una vera e propria sentenza, quella dell'Istat, che racconta un territorio sempre più a rischio demografico. Invecchiamento e denatalità, queste le cause principali di una popolazione che non accenna a crescere. È una regione in cui l'immigrazione in qualche modo ha un po' mitigato rispetto ad altre parti del paese, però la forte tendenza sia all'invecchiamento che alla denatalità è fortemente presente. Immigrazione, una scommessa questa demografica che ad oggi, date la mano, non è riuscita a colmare i numeri del decremento. Il dato demografico che emerge è che noi abbiamo puntato negli anni al fatto che grazie al fenomeno dell'immigrazione avremmo potuto compensare il gap delle nuove nascite. Però abbiamo scoperto che anche queste crisi, non solo la pandemia ma il fenomeno era iniziato già da prima, stanno rendendo meno appetibile il nostro paese come meta finale, come meta di destinazione. Una fotografia presente e futura del nostro territorio possibile grazie al prezioso aiuto della statistica che Treviso omaggia questo fine settimana con un festival. Presentato il fumetto Alex Dream, un'improbabile variabile che con i suoi personaggi e viaggi nel tempo avvicinano sempre di più i piccoli ai dati. Perché è importante che anche i bambini abbiano la capacità di leggere dati statistici? Perché un cittadino informato è un cittadino consapevole e saper leggere questi dati è un forte impulso che si dà alla crescita democratica di questo Paese. E a proposito di numeri, tendenze, ci sono le prospettive per il Natale, quelle dei commercianti, dei sindacati che parlano addirittura di stangata delle feste. Caro energia con il gas che cresce per il mercato tutelato di oltre il 13% a novembre rispetto ad ottobre, cui si aggiunge il taglio degli sconti sui carburanti deciso dal governo, con benzina e gasolio che crescono di 12 centesimi al litro. I riscaldamenti con l'arrivo del freddo vanno a pieno regime e per tante famiglie si profila una nuova stangata alla vigilia delle feste. I sindacati sono preoccupati, ma la posizione rispetto al governo è diversa. Contro la manovra finanziaria ha già avviato la mobilitazione la CGIL. Noi riteniamo che in maniera del tutto in linea con quanto abbiamo sempre fatto nei confronti dei vari governi quando non eravamo d'accordo sulle loro scelte rispetto alla legge di bilancio, noi abbiamo proclamato un pacchetto di 4 ore di sciopero già per il 14 prossimo 21. Dopodiché lo sciopero lo possiamo anche revocare nel momento in cui ci rispondono in maniera positiva alle proposte che noi abbiamo fatto e che sono sul tappeto in maniera unitaria ormai da diverso tempo. Più cauta la CISL che confida nel confronto tra il governo e le parti sociali previsto per il 7 dicembre. Rispetto alla questione, diceva lei, della stangata, ci sono alcune cose che vanno assolutamente migliorate. Non ultima quella di un ulteriore incremento della tassazione sugli extraprofitti che comunque mi pare previsto dalla legge di bilancio, che in qualche modo dovrebbe essere ridistribuito a tutti quelli che sono i soggetti deboli, le famiglie che hanno bisogno di una boccata d'ossigeno. Dal sindacato alla politica, perché intervengono il segretario provinciale del Partito Democratico Zorzi e il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo sullo scontro in Consiglio Comunale che vi abbiamo raccontato ieri sera, scontro a Castelfranco sull'intitolazione di una panchina Norma Cossetto, simbolo delle foibe. Quello che è stato messo in atto l'altra sera in Consiglio Comunale a Castelfranco da Fratelli d'Italia
col benestare del sindaco Marcon e della Lega è stata una vera e propria provocazione politica. Lo scontro in Consiglio Comunale a Castelfranco Veneto sull'intitolazione di una panchina azzurra a Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi, oltrepassa i confini della Castellana e accende il dibattito politico provinciale. Non conoscere la storia di Norma Cossetto è già grave, strumentalizzarla, che hanno fatto certi consiglieri del PD, altrettanto grave, e quindi noi continueremo a intensificare le nostre battaglie per quella che è una questione di verità. Per il senatore di Fratelli d'Italia De Carlo, la presa di posizione dei Dem e del resto delle minoranze è uno sprone a continuare in iniziative come quella intrapresa dall'amministrazione di Castelfranco. È la testimonianza del fatto che dobbiamo lavorare ancora tanto per colmare l'ignoranza che alberga anche in certi consigli comunali. La gente deve conoscere la vera storia e non farsi infinocchiare da certi fenomeni, rincara De Carlo, ma il segretario Dem Zorzi non ci sta. Noi consideriamo inaccettabile la strumentalizzazione politica che Fratelli d'Italia non da oggi fa di una vicenda drammatica di questa povera ragazza, una strumentalizzazione politica con l'obiettivo di mistificare la storia e di sostanzialmente dividere, altro che pacificazione nazionale, e questo noi condanniamo fortemente. Ritorniamo sulla cittadinanza onoraria concessa dal comune di San Zenone a un cittadino di Cairano San Marco, originario però di San Zenone, che ha donato un rene alla sorella. C'è la sua storia. Il rene l'ho donato perché a mia sorella Roberta io volevo bene. A parlare Michele Rebellato, 59enne originario di San Zenone degli Ezzelini, oggi residente a Cairano San Marco, cui il sindaco Fabio Marin ha voluto conferire la cittadinanza onoraria. La motivazione, il suo gesto straordinario nel donare la scorsa primavera un rene alla sorella, per anni sottoposta a dialisi peritoneale dopo aver contratto uno streptococco in gola che ne aveva provocato la nefropatia di Berger e già trapiantata nel 1997 a Treviso all'età di 22 anni. C'è stato questo grande gesto d'amore che ha permesso di salvare effettivamente la vita a una nostra concittadina. Sono l'emblema, io penso, di quello che è la donazione e di quanto grande sia il lavoro che viene fatto sia dai medici che dalla ricerca per evolvere davvero da questo punto di vista. Dobbiamo però lavorare tutti insieme e sensibilizzare affinché la donazione sia davvero una prassi per tutti noi. Il suo vuole essere proprio un messaggio alla donazione che sia di organi, di sangue, tessuti e quant'altro, perché diventa fondamentale. Diventa davvero fondamentale. Poi diciamo che io, essendo stato per 8 anni presidente dell'Aido di San Zenone, ce l'ho un po' nel cuore la passione di parlare di quello che è il dono, ed è fondamentale far capire alle persone quanto importante sia aiutare gli altri anche tramite questi gesti. Da San Zenone a San Biagio di Callalta per parlarvi di un avvistamento davvero straordinario. Estinto in Egitto ma ampiamente diffuso in Africa subsahariana, ora l'ibis sacro si inizia a trovare anche nella pianura della Marca. Almeno una ventina di esemplari di questo caratteristico uccello sono stati ripresi nelle campagne di San Biagio di Callalta. L'ibis sacro è un uccello che nell'antico Egitto veniva venerato come una divinità. Il suo aspetto è inconfondibile per il colore bianco di corpo e ali, in netto contrasto con il nero del becco ricurvo, con la testa e il collo senza penne. Si ipotizza per gli studiosi che questi esemplari non provengano dall'Egitto, ma da parchi zoologici europei o da allevamenti privati, discendenti di esemplari fuggiti probabilmente da gabbie rotte, magari in seguito a tempeste, che si sono poi perfettamente adattati all'ambiente, iniziando persino a nidificare. Gli ibis sono stati osservati da Verona a Venezia fino al delta del Po e in tutta la pianura padana, destando non poche preoccupazioni per gli impatti nocivi che questo nuovo ospite potrebbe causare sulla fauna autoctona di questa importante zona umida. Ancora cronaca dalla Marca, subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare al comando di Treviso, dei Vigili del Fuoco, e mostrarvi il loro tradizionale presepe.
Il trascorrere della giornata in un borgo con le abitazioni, gli animali, i mestieri di un tempo e la capanna della Natività è il presepe dei Vigili del Fuoco che anche quest'anno raffigura la nascita di Gesù legandola all'attività dei pompieri chiamati per uno degli interventi che maggiormente li hanno impegnati quest'ultimo anno, lo spegnimento di incendi boschivi. Ed infatti è proprio un bosco in fiamme a minacciare il borgo e la capanna e non possono mancare tra pastori e artigiani le statuine dei Vigili del Fuoco che spengono l'incendio. A benedire il presepe il vescovo Tomasi, che ha ricordato il senso del presepe, l'incarnazione del Figlio di Dio. Alla fine ci troviamo tutti davanti a un bambino, ai suoi genitori, alla prova del nascere fuori dai confini della città, di essere bisognosi di aiuto, di calore, di conforto, ma questa immagine non è un'immagine di dolore e di sofferenza, tutt'altro, è un'immagine di speranza e di gioia. Credo che, come ha detto Papa Francesco, torniamo tutti un po' bambini e riviviamo la gioia del sentirci amati, voluti bene e chiamati anche a nostra volta a volerci bene tra di noi. Assieme alla Natività è stato scoperto anche un quadro con Santa Barbara, opera del pompiere Lenny Lucchese. Il presepe dei Vigili del Fuoco è visitabile presso il comando di Treviso in via Santa Barbara. Grandi e piccini sono invitati. Ricordiamo quindi che è aperto tutti i giorni. Noi abbiamo messo una fascia oraria preferibilmente dalle 14 alle 19:30, ma non esclude la possibilità di venire anche di mattina. Ricordiamo che eventuali offerte saranno devolute per l'associazione per mio figlio di Treviso. Da oggi gli zattieri del Piave sono patrimonio culturale immateriale dell'umanità, ma ci racconta tutto Marta Marangon. Per secoli hanno trasportato il legname delle Dolomiti fino a Venezia, sfruttando la corrente del fiume sul quale i tronchi, prima liberi, poi legati a formare grandi zattere, scivolavano sino in laguna. Ora gli zattieri del Piave sono stati riconosciuti dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La notizia è arrivata oggi ed è stata accolta con grande gioia nei comuni lungo l'asta del fiume, dove hanno vissuto ed operato generazioni di zattieri. A Codissago, frazione di Longarone, c'è anche un museo che raccoglie le memorie di questa professione e tutela, attraverso l'associazione degli zattieri, la memoria di questa interessante pagina di storia locale. Venezia poggia su un cadore rovesciato, recita un antico detto, citato oggi ricordando con orgoglio il prestigioso riconoscimento anche dal presidente del Veneto Zaia. La storia degli zattieri del Piave affonda le radici in quella della Serenissima, che con il consolidarsi del dominio di Venezia vede crescere enormemente il bisogno di legname per consolidare le fondamenta della città, dei palazzi, per costruire navi. Per secoli gli zattieri trasportarono, affrontando le insidie del fiume, il legname, soprattutto del Cadore, fino alla laguna. Ora quel duro lavoro fatto di storia e tradizioni è patrimonio dell'umanità. E quindi adesso andiamo a Belluno. Nel bellunese, dove è svolta nelle indagini per la violenta rapina del 4 novembre scorso in un market di Polpet, siamo in comune di Ponte e nelle Alpi, presi i probabili autori, si tratta di 2 diciassettenni. Ora sono più tranquillo, dice ai nostri microfoni il negoziante aggredito. Metro più, metro meno, eravamo qua il 5 novembre per raccontarvi dell'accoltellamento del titolare di questo supermarket. Oggi, un mese dopo, siamo tornati per raccontarvi di un successo delle forze dell'ordine che hanno individuato i 2 possibili responsabili di quanto è accaduto quel giorno. I 2 hanno 17 anni, originari di famiglie magrebine ma italiani di seconda generazione e vivono rispettivamente a Borgo Valbelluna e al Pago. Uno è stato associato al carcere minorile, l'altro è stato affidato ad una comunità. Ad incastrarli le perquisizioni eseguite dagli agenti della squadra mobile della questura di Belluno, che hanno trovato nelle loro abitazioni la pistola e gli abiti utilizzati di quella sera. Uno dei 2 è accusato di aver ferito Ardivel e di avergli chiesto l'incasso di poche decine di euro, l'altro di aver minacciato con una pistola ad aria compressa Giorgio Rova, amico del commerciante che si trovava sul posto. Sul loro capo pendono le accuse di rapina aggravata e lesioni aggravate.
che potrebbero trasformarsi però in tentato omicidio. Da come ho letto dalla stampa stamane sì, e questo mi fa molto piacere. Mi fa piacere perché almeno sono un po' più tranquillo anche psicologicamente, so che non ci sono più questi malintenzionati in giro e quindi per me e per i miei colleghi penso che sia una boccata d'ossigeno. Poi ci sarà la giustizia che farà il suo corso, ma tenendo conto che sono minorenni, tenendo conto che sono magari un'infanzia difficile, tenendo conto che la famiglia è disagiata, tenendo conto magari di sotto effetto di sostanze così, magari va a finire che fra 3 giorni me ne ritrovo ancora per strada. Mi auguro di no, però qui adesso è tutta la giustizia. La mobile, la polizia ha svolto egregiamente il proprio compito. E adesso tocca alla magistratura e alla cosa, se così è vero. Nella mattinata di oggi all'ospedale di Feltre, che tanto amato, è morto a 82 anni il dottor Alvise Moschini, storico primario della chirurgia di Feltre. A darne notizia l'Ulsa Dolomiti, che ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia. Moschini è stato direttore della chirurgia di Feltre fino al 2006, con un'attività chirurgica di oltre 30.000 interventi e lo sviluppo, sempre al Santa Maria del Prato, di nuovi campi come l'introduzione delle tecniche mini-invasive in chirurgia e l'avvio del servizio di day surgery. Un pilastro della sanità feltrina, lo ricorda anche il sindaco di Feltre, Viviana Fusaro. Da oggi si torna a sciare, prima però di mettersi in viaggio, meglio verificare dove gli impianti di risalita siano in funzione e dove no, ma facciamo il punto con Fabio Fioravanzi. L'8 dovrebbero riaprire tutti gli impianti di risalita, intanto qualcuno, tra neve caduta e neve sparata, ha già avviato la stagione. Fra i comuni dove si scia, quello di Zoldo. Diciamo che la società impianti sta lavorando intensamente per rendere possibile appunto l'apertura delle piste. Oggi peraltro l'impianto di risalita, la cabinovia è aperta, sono aperte alcune piste e questo è positivo. C'è molto da fare, speriamo che nevichi, al momento non c'è moltissima neve, ma insomma, quella che c'è tra sparata e nevicate rende possibile fare queste piste. Diversa la situazione nella tormentata Marmolada. Per quanto siano state rimosse le ordinanze che ne vietavano l'accesso, ora la situazione è condizionata dalla mancanza di neve. La Marmolada non riesce ad aprire lo stesso perché si aspetta la neve. La neve naturale nella parte alta del ghiacciaio è indispensabile, su ai 3.000 metri. Normalmente a quest'ora di neve ce n'è sempre in abbondanza, adesso si comincia a patire la mancanza anche a quelle quote. Bisogna aspettare che faccia almeno un 60-70 centimetri di neve su in alto e poi la Marmolada può tranquillamente riaprire. Nel frattempo aperte 4 piste a Cortina, una dozzina ad Arabba e 2 al San Pellegrino. Parliamo di ambiente e rifiuti, andiamo alla Maserot. Strategico per il bellunese l'impianto del Maserot, che consente l'autogestione del territorio per quel che riguarda il trattamento dei rifiuti, avendo inoltre il valore aggiunto di chiudere in provincia l'intero ciclo di gestione dell'umido, dalla raccolta alla trasformazione in compost, producendo biogas e vendendo energia elettrica al gestore nazionale per un valore annuo di circa 1.300.000 euro. È l'impianto strategico per la provincia di Belluno, una provincia che vuole essere autonoma, non può prescindere da una gestione in proprio di un servizio importantissimo come quello dello smaltimento dei rifiuti. L'impianto tratta su 2 linee differenti, rifiuto solido urbano di tutta la provincia, esclusa Valboite, e tutta la frazione organica dei rifiuti urbani dell'intero territorio provinciale. Il rifiuto umido alimenta un biodigestore che lo trasforma in compost utilizzabile come fertilizzante, fornendo al contempo biogas per la produzione di energia elettrica. Questo è un impianto strategico per la provincia di Belluno perché confluiscono tutti i rifiuti della provincia e vengono lavorati. Stiamo parlando del rifiuto umido e del rifiuto secco. Ora di questi impianti è da definire il destino. La provincia ne detiene il 92%, ma in base alla legge Madia deve dismettere le quote. La proprietà dovrebbe diventare delle società che i rifiuti li raccolgono, ma la differenza tra prezzo richiesto ed offerta è per il momento ancora lontana dall'essere risolta.
In ultima battuta vi ricordo che è tornata la rubrica Il tuo presepe, potete quindi inviarci le vostre immagini, la vostra creazione, manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp, il numero che vedete 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte rigorosamente in orizzontale. E vi ricordo anche un appuntamento importantissimo: domani alle 17 il presidente del Veneto Luca Zaia sarà alla libreria Lovat di Villorba per il suo nuovo libro I pessimisti non fanno fortuna. Lo presenterà il nostro direttore, il direttore del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Così dunque domani alle 17, domani domenica, alla libreria Lovat di Villorba. Ed è davvero tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al Meteo. Perturbazione in transito, ci attende una nuova giornata di maltempo. Il dettaglio di domenica 4 dicembre. Sul Veneto prosegue l'instabilità con cielo coperto e piogge piuttosto diffuse nel corso della giornata. Verso sera si prospetta un miglioramento con fenomeni in esaurimento. Nevicherà sull'arco alpino sopra i 1300 metri all'incirca. Temperature stazionarie, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui cielo nuvoloso, possibili piogge diffuse, in genere localmente anche forti. Nevicate abbondanti sopra i 1200 metri di quota. Temperature minime intorno a 5-9 gradi, massime sugli 8-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo rovesci diffusi, specie sui settori più meridionali della regione, alternati a schiarite invece altrove. Temperature minime intorno a 2-4 gradi, massime sui 7-9 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.